Tradizione contro inquinamento, festa contro aria irrespirabile. Il giorno dopo i 200 Panevin dell'Epifania, 10 solo a Treviso nel capoluogo è scontro, perché i dati delle PM10 nell'aria sono impressionanti. 445 microgrammi per metro cubo d'aria, quelli registrati a mezzanotte dalla centralina di via Lancieri da Novara. 9 volte il limite consentito, un picco che non si è diradato alle svelte vista l'assenza di vento. E sui social ci si scatena, tanto da domandarsi in condizioni meteo del genere se non fosse il caso di annullarli i falò. Ma è una tradizione difficile imporre, la cancellazione di una cosa che ha la cui durata, la cui nascita si prendono dei tempi e che aveva anche dei valori anche diversi che forse andrebbero in qualche modo riscoperti. Si può certamente avere delle accortezze, sicuramente non bruciare cose che possono incrementare l'inquinamento, una durata anche contenuta, ma insomma credo che ci voglia una misura, come al solito, un po' di misura su tutto. Tra maggioranza e opposizioni è scontro aperto. Noi ci teniamo a mantenere queste tradizioni, è chiaro che è un sacrificio che viene fatto alla questione ambientale, sicuramente è un'eccezione che si fa una volta l'anno. C'è da dire che in un ambito più allargato non incidono solo su Treviso, ma su tutta la provincia di Treviso, e quindi abbiamo accettato questa condizione. Vedo molti esponenti del Partito Democratico che non si ricordano quando andavano a organizzarli loro, a festeggiare o a bersi del vin brûlé e della pinza, e quindi probabilmente le elezioni del 2018 li hanno fatto perdere un po' la memoria. Manera ricorda anzi che nel 2015, a metà mandato dell'amministrazione Manildo, il dato era proprio 450. Ma io ci partecipo ancora, le tradizioni appunto sono importanti, sono belle e è giusto andarci. Io vado sempre al Panevin. Dopodiché sono consapevole però che ad oggi la pianura padana è una delle zone più inquinate del pianeta e dobbiamo non smetterla di chiuderci gli occhi di fronte a questi dati. Mi sembra che sia chiaro che qui c'è stato proprio un attentato alla salute e chi ha la responsabilità politica, amministrativa della città e dei cittadini dovrebbe farsi un serio esame di coscienza e invece di giustificare queste politiche chiedere scusa e cambiare assolutamente rotta. Farne meno, più controllati, più piccoli, perché va tutelato assolutamente la salute delle persone più deboli. Quello che non si può discutere è che domani, 7 gennaio, settimo giorno dell'anno e settimo anche di sforamento della soglia tollerata di PM10, in città scatterà l'allerta arancione con il blocco anche dei veicoli a diesel Euro 4.